Fiaccolata statica, così hanno voluto intitolare a Raffadali la manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo ucraino così barbaramente attaccato dalla Russia di Putin. Ferme le parole del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, così come quelle dell'arciprete Don Stefano Casà nel condannare la vile aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Toccanti anche le testimonianze di una ragazza ucraina arrivata proprio ieri sera qui a Raffadali, Anastasia, che ha raccontato a tutti i raffadalesi quello che ha vissuto in questi giorni. Si è svegliata di notte sotto le bombe, è dovuta scappare e finalmente stanotte ha detto, e questo ha toccato molto il cuore dei raffadalesi, per la prima volta è riuscita a dormire, cosa che non aveva fatto nelle precedenti 2 settimane. Una testimonianza veramente che ha toccato il cuore di tutti. Secondo il suo punto di vista, che speranza ci può essere? Guardi, io penso che quando gli interessi forti di un popolo portano il loro presidente, poi l'atteggiamento di Putin non è facile capirlo, perché sta mettendo anche in ginocchio l'economia che lui, del suo popolo, il popolo russo, che lui pensa in questo momento di difendere. Sta mettendo di nuovo in serie difficoltà il mondo intero. Si è addirittura parlato qualche giorno di utilizzare le armi nucleari, non pensando qual è l'effetto dell'utilizzo di un'arma del genere. Sta aggredendo un popolo che lui dice di essere suo fratello, che è il popolo ucraino, sta mettendo in seria difficoltà il proprio popolo, sta cercando di ritornare, di cancellare tanti anni di storia, perché sono convinto che il popolo russo non è a conoscenza di tutto ciò che Putin sta facendo, sta oscurando il telegiornale locale, non dà spazio alle voci libere, anzi sta mettendo una legge in cui tutti coloro che sono in dissenso contro il suo volere addirittura vengono arrestati. Io penso che è un atteggiamento peggio di quello che è stato usato nel secondo conflitto mondiale. Lui dice che sono altri i fascisti e i nazisti, ma penso che il suo atteggiamento sia andato oltre in un momento in cui parlare di guerra nel mondo è veramente un ritorno cancellando tanti anni di storia. Sì, certamente è un messaggio di speranza questo, perché noi sappiamo che l'ultima parola non è la morte ma è la vita. E noi crediamo in questo, perché Gesù ce l'ha detto e noi siamo dalla sua parte e ci crediamo che questo si possa realizzare. E quindi sono speranzoso che sicuramente ci saranno spiragli di pace che si stanno aprendo da parte di tutto il mondo, e sicuramente questa voce, questo grido giungerà a chi deve giungere. Intanto partiamo dalla pace dei nostri cuori. E sicuramente se siamo noi in pace con noi stessi, con Dio e con il Creato, questa pace a macchia d'olio si allargherà e giungerà dove deve arrivare. Я растеряна, не знаю, что сказать. Сегодня первый день, как мы только приехали, поэтому тяжело что-то говорить, но я хочу поблагодарить всех людей, которых я встретила сегодня, потому что очень сердечно нас встречали. Тепло. У вас очень большое сердце, Рафадальцы. Вы очень добрые, очень гостеприимные, дружелюбные и отзывчивые люди. Спасибо вам большое. È soltanto il primo giorno che sono arrivata qui, non posso dire granché, però voglio dire soltanto che siete del popolo veramente molto amichevole, generoso e con un cuore grandissimo, non me lo aspettavo. Sua madre ha detto: non ci posso credere che è silenzio fuori, non c'è il rumore delle sirene e delle bombe. Da chi sono ospitati, signore? У кого вы в гостях? Un prossimo appuntamento, lei ha detto di un venerdì. Sì, un appuntamento importante, quello di venerdì giorno 11 alle ore 19
nella cattedrale di Agrigento ci sarà una Via Crucis presieduta dal nostro vescovo Monsignor Damiano con gli ucraini presenti nella nostra diocesi. Sono circa una 60ina di ucraini che sono residenti già da parecchi anni, sposati con diciamo, nostri connazionali e che vivono da tempo qui, e quindi stiamo cercando di metterli insieme e vivere questo momento particolare con loro per essere sempre di più una chiesa vicina, proprio in questo momento, vicina a loro che hanno familiari lì in Ucraina, e quindi stiamo portando avanti questa iniziativa come diocesi per vivere insieme questo momento con gli ucraini in particolare, ma poi con tutta